Questa immagine ci porta all'alluvione di Sarno 20 anni fa, quando una colata di fango provocò la morte di 160 persone. La ricostruzione non è ancora terminata, una tragedia immane innescata da eventi meteorologici eccezionali, ma ci fu incuria e superficialità. Queste le parole del capo dello Stato Mattarella. Vediamo con Perla di Poppa e poi l'inviata Isabella Schiavone. Avevo 6 anni e ricordo proprio come fosse oggi. C'era un trambusto per tutto il paese, le strade erano bloccate. Eccola qua, eccola qua. Tremavano anche le finestre, tremava tutto. L'alluvione di Sarno negli occhi di chi allora era solo un bambino. 5 maggio 98, il giorno in cui la montagna venne giù e si mangiò il paese. Vennero a prenderci volontari, vigili del fuoco che si fecero strada con le ruspe a piedi dentro al fango. 2 milioni di metri cubi di fango portati giù dalla pioggia in poche ore. I morti furono 160, tra questi anche i pazienti dell'ospedale. Molti erano bambini e i medici rimasti a prendersi cura di loro. 20 anni dopo, il simbolo di quel disastro è ancora qui, uno scheletro pericolante, un fantasma mai raso al suolo o messo in sicurezza. Lontano da qui è stato costruito un nuovo ospedale. Nella frazione di Episcopio i muri portano ancora i segni del passaggio dell'onda nera, arrivata fino ai tetti. La ricostruzione non è ancora finita. Oggi l'85% delle opere è stato completato. Molte case sono state riedificate proprio lì dove la frana le aveva investite. Vasche di contenimento ai piedi della montagna. Dopo la tragedia di 20 anni fa si è messo in piedi questo presidio di difesa passivo che accoglie i materiali dal versante. Sono state delle opere che hanno fortemente mitigato il rischio. Il problema è che in realtà in quest'area della regione Campania ci sono situazioni simili a queste di Sarno, come è ben noto, e che purtroppo invece non hanno questi presidi e queste opere. Quasi 400 milioni di euro spesi fino ad oggi, eppure la manutenzione dei canali lascia molto a desiderare. Hanno fatto i lavori, messo in sicurezza della montagna, la vasca, c'è l'erba, un po' anche la gente che butta roba dentro. Sono stati abbandonati, ci sono degli alberi cresciuti. Ed è sempre la mano dell'uomo ad aver innescato il 60% delle frane in questa zona, dicono gli esperti, con percorsi di risalita forestali che di fatto hanno inciso sulla stabilità del terreno. Dall'esperienza del 1998 sono poi nati i piani di assetto idrogeologico dell'ex autorità di bacino, carte di pianificazione utili alle quali però non sono seguiti adeguati studi delle zone a rischio per la vita umana. I piani della protezione civile in realtà spesso e volentieri non esistono oppure sono realizzati in maniera non perfettamente finalizzata alla gestione dell'emergenza frane in particolare. Molte persone non sanno di vivere in zone critiche e non sanno cosa fare in caso di allarme.